Diciamo che il 2050 è una data che è stata individuata come quella che potrebbe essere, diciamo, una frontiera di non funzionalità più degli antibiotici. Però quando? Quando si dovesse verificare quella condizione per cui noi non portiamo avanti, noi per intendere tutti quanti, quella che è il contrasto a questa pandemia silenziosa che è l'antibiotico resistenza. Questo l'allarme che la dottoressa Russo lancia in tema di antibiotico resistenza, un tema su cui va sensibilizzata la popolazione a non eccedere con l'uso di questa preziosa tipologia di farmaci. Da qui l'idea della mostra grande come un virus che, grazie alle opere nate dalla collaborazione dell'Istituto di Biofisica del CNR di Milano e dell'Istituto Europeo di Design, racconta i microrganismi dai virus ai batteri e le loro differenze. Si entra alla mostra cercando di capire quanto è grande un virus, ad esempio con dei paragoni molto comprensibili a tutti, ad esempio dimensionalmente un bambino sta alla Terra come un virus sta al bambino, cioè uno capisce in qualche modo che queste sono delle entità molto molto potenti ma anche molto molto piccole. Grazie alle tecnologie attuali siamo in grado di vederle, di studiarle e come istituto, oltre a capire, siamo molto interessati anche a individuare dei modi per interagire con queste entità e cercare di in qualche modo limitarne i danni qualora fossero dannosi. Una mostra che sarà aperta al Museo della Medicina di Padova fino al 28 giugno. È una mostra che valorizza ancora di più il nostro museo. Ecco, ricordo che nel giro di circa un mese e mezzo abbiamo inaugurato la seconda esposizione temporanea. Un mese e mezzo fa ne abbiamo inaugurato un'altra dedicata al cuore e questa è la seconda esposizione temporanea che il nostro museo ospita insieme ovviamente all'esposizione permanente. Quindi fa sì che il nostro museo diventi un punto di riferimento assoluto non solo per la città di Padova ma per appunto l'intera regione.